Facciamo un applauso! Il folklore di Sicilia che qua stasera a Gesso. Eccoli qua, eccoli qua. Bene, avete visto che bella formazione. Abbiamo voluto portare questa sera in onore dei nostri amici organizzatori tutti e due gruppi, perché è giusto che
Prima lo facevo, non potevo ma ora tutto il giorno dipende anche dal formato. Applauso a Pippo Pippo Naccorso e intanto consegniamo anche una targhetta, un ricordo che abbiamo. Un'altra poesia? Devo parlare diciamo del perno di questa serata. Amici cari. Abbiamo anche un'altra poesia, ok. Il cannolo. Ai tempi antichi, consigli della nonna, dicevano sta attento, che ti tagli se usa canna. I canna tu cannito sono cose velenosi, però noi li potremmo fare mille usi. Quando Caruso, io andavo a scuola, da un baccone all'auto, stennivo in solo. Mentre nella campagna tu vedi Audi, belli lunghi e lunghi per scudolare lì. Come da modo priscia un nemmisa, e auto come campanaro di una chiesa. E d'ogni prego danno a quella usa. Se si taglia a morsa e si sputtusa. Da ruppa ruppo cannola lo chiamare. E qui c'è uno spazio dove danno e pecorare. Che uno a uno di buca sputtusati, bravo di canna poi lo puoi chiamare. Facevo pane, noi la mazzara e padre e figlio a stare pecorare. Guardando un tamaida basta che ci resta per non chittarla, si immaginava a testa. Sottata al topo solo con pantalone scorso, una canna ti tagliava a morso. Sperava pasta e data un cuturiao, e in totiano pronta la fria. Girare padre e figlio con bastone a mano. Oh ma, che sono sti cannolo in totiano? Mentire ci ha raccolta uno a uno, che questo è un cannolo siciliano. Ma possiamo fare un applauso a Pippo? Però Pippo una cosa, Pippo Naccorso, vista Per me perché in buon accorso siamo tanti e ci possono confondere. quindi Pippo Naccorso, per non confonderci. Allora, questa è una targhetta, che è un ricordo di questo evento. Noi ci rivediamo più tardi. Nel frattempo le ninfe si accoppiano.
Mani, Tolostro e Giacciù. Buoni, dice che Giacciù c'è un gruppo. Più sopra c'è Araba con Rusto Panini, con panini con la salsiccia. Abbiamo la birra minchia rigorosamente bionda, quindi minchia bionda. Che belle battute, Salvo, nel frattempo io ammiro quanto sono belli e affascinanti questi carretti siciliani. Bimbi, ma li avevate... Raccogliamo i carretti, piccoli problemi tecnici ci stanno perché è il bello della diretta. E dove caro Salvo, li vediamo sfilare i carretti siciliani. Accompagnate prima tu, che allenano questo ingresso con un po' di musica tipica siciliana. E le mani battono a tempo di musica, pubblico di gesto, fatevi sentire! Nonostante già in tanti stanno consumando i cannoli, vogliamo ricordare un attimino ciò che ci da mangiare stasera, perché non è soltanto bella operazione, ma soprattutto cibo. Cibo, cultura e storia.
ponte di animazione ci sono i manianti che imprimono i movimenti ai nostri personaggi conferendo loro vita e spirito. Che cosa vi facciamo vedere questa sera? Per questa occasione ci siamo decisi a farvi vedere uno spettacolo che vi dà tutta la misura di quelli che sono i personaggi e i caratteri dell'opera di Pupinino. Rompeva l'illusione scenica e dialogava col pubblico in sala secondo le regole della tradizione, con Ferraù di Spagna, principe di Spagna anch'egli, impazzito d'amore per Angelica, e vedrete quanto è simpatico come lo trattano i pupai di tradizione catanese. Parlo del mio ragno, consigliere insostituibile dei momenti difficili. Venite allora, andremo nella sala delle scuri germane, vi consegnerò il bastone plenipotenziario e il sigillo regale con quali vi metterete notte tempo in viaggio. Venite, amatissimo cognato, precedetemi, sire, precedetemi. Uno strano sogno. Mi sentivo leggero, leggero, leggero e volavo come un ippopotamo. E poi patapoffete, patatracchete e paraponzi ponzi po. E mi sono svegliato in questa bella giornata, con questo bel sole che mi riscalda le membra. Ci volevo proprio, dopo una lunga e rigida invernata. Oggi non è che mi sento bene. Paolo, no, bambini, diteglielo voi che si deve fermare. Maledizione alla sorte. Come? Spagnolo e Angelica. È 3 ore che ti dico aspetta, ferma gioco, sculicenzia, stop, che non dai che stai cassatelle di Pasqua. E tu, pim pum pa, che scegli l'ozza e ci ha lasciato tutte e due con un palmo di naso. Sapete di poter contare su di te? Ma cosa succede, Orlando? Siamo in pericolo! Sei stato seguito! Gli uomini di Agricane ci assoltano! Mettiti a riparo nella casa dei pastori!